L'assalto si è consumato alle 3 di notte a Casa Leone in un'azienda agricola. In quel momento nella proprietà ci sono degli operai di nazionalità indiana. Il comando, formato da 5 persone con il volto travisato da passamontagna, fa irruzione con 2 furgoni cassonati forzando il cancello d'ingresso e si dirige verso i capannoni dove ci sono i prodotti di canapa indiana già confezionati e pronti per essere spediti ad attività commerciali. Ad interrompere l'azione criminosa gli operai che scoprono i rapinatori mentre stanno mettendo a segno il colpo. All'improvviso uno degli operai viene colpito al volto con dello spray urticante, mentre i malviventi continuano a prelevare e caricare sui furgoni gli scatoloni contenenti la canapa per un peso complessivo di circa 3 quintali. Sono attimi di terrore per i lavoratori. Uno di loro riesce a comporre il 112 ed allertare i carabinieri. Sul posto in poco tempo si precipitano diverse auto dei militari dell'Arma. La zona viene circondata. Un rapinatore è fermato, gli altri fuggono tra i campi, ma per poco perché i carabinieri, dopo una capillare ricerca nelle campagne limitrofe, riescono a rintracciare e fermare gli altri complici. Si tratta di un 61enne, un 29enne, un 30enne, un 34enne e un 24enne, tutti già noti alle forze dell'ordine e residenti nella provincia di Trento. Trovati dai carabinieri anche numerosi arnesi da scasso, passamontagna, spray urticante e diversi apparecchi elettronici. Tutto materiale posto sotto sequestro. Poco lontano viene trovata un'autovettura di grossa cilindrata che la banda avrebbe utilizzato per la fuga. I 5 arrestati sono stati condotti presso l'istituto penitenziario di Verona Montorio, dove in queste ore il giudice del Tribunale Scaligero ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere.